Presto potrebbe essere lui a portarvi il caffè al tavolo, almeno ai tavolini di Piazza dei Signori, dove Luca Marton da anni gestisce il bar dedicato al film di Pietro Germi. Tecnicamente si chiama Food Runner Robot, ma tutti lo chiamano già il cameriere digitale, che Luca ha tutta l'intenzione di inserire tra i camerieri in carne ed ossa, che stanno diventando sempre più merce rara. È una cosa che noi riscontriamo negli ultimi 2 anni, perché la gente vuole avere più spazio per se stessa e quindi lavorare il sabato e la domenica, le sere, compagnia bella è Ma non è perché difficile. ci sono pochi soldi, c'è uno stipendio troppo basso. Anche quello sicuramente il CNL non ci aiuta a valorizzare le ore serali e festive in cui nessuno vuole più lavorare. In attesa che qualcuno modifichi il contratto nazionale per dare maggiore soddisfazione ai camerieri umani, il titolare ha già programmato l'investimento, peraltro tutt'altro che leggero. A seconda dei modelli, per un pacchetto completo con programmi dedicati e punti mappati, si arriva anche a 50.000 euro. Costa di più una macchinetta del genere oppure assumere un dipendente? Una macchinetta del genere. Sarà un cameriere discreto e silenzioso, ma richiamando un po' i robot di Guerre Stellari, Luca Marton scherzando avvisa. Anche la spada laser per i clienti rompiscatole.